In questo numero il Portogruaro stende il Fontanelle, Portomansuè ad un passo dalla vittoria. In prima categoria la Giulia prepara la festa. Per la Giussaghese salvezza matematica in seconda categoria. Porto femminile esagerato con i 7 comuni e 20-0. Il punto sui campionati di basket. Per il progetto Energy obiettivo sugli esordienti. Ancora una vittoria per il rugby portogruaro. Per i verdetti si può ancora attendere, la 27esima giornata non ha emesso niente di definitivo, anzi in alcuni casi dei risultati inattesi sono arrivati a gettare benzina sul fuoco, alimentando interesse ed incertezza in tornei che sembravano ormai sul punto di vederne l'epilogo. In eccellenza ad esempio per la vittoria del campionato è tutto nuovamente in gioco. La seconda sconfitta consecutiva della capolista San Donà, questa volta maturata con il Martellago, ha ridotto adesso ad un solo punto il vantaggio da Unistrana che non più tardi di un mese fa, dopo una stagione costantemente al vertice, sembrava aver alzato bandiera bianca, abituandosi all'idea di dover disputare i play-off. Nei sandonatesi qualcosa si è inceppato a livello mentale proprio nel mentre si apprestavano a tagliare il traguardo a mani alzate. Nulla è ancora compromesso, sono sempre padroni del loro futuro, ma è fondamentale che si diano una regolata per non rischiare di rovinare tutto. È ritornato in corsa anche Elia Piave di mister Mauro Tossani, sfruttando il calendario favorevole che lo vedeva opposto ad un Saonara che rischia adesso la retrocessione diretta. I trevigiani sono a 3 punti dal vertice e con un calendario che non appare proibitivo. Portomansuè è ormai ad un passo dal ritorno in eccellenza. Il tennistico 6-2 rifilato ad un Conegliano per il quale i play-out sono quasi una certezza ha fatto prendere il volo alla capolista. 4 adesso i punti di vantaggio sul Fontanelle. Per l'ex prima della classe si è definitivamente infranto il sogno a Portogruaro, al cospetto di una squadra granata che sta chiudendo al meglio un campionato piuttosto complicato. Per i gialloneri si tratta comunque di una sconfitta che non cancella l'ottima stagione sin qui disputata. Vista una sconfitta pesantissima che complicano un poco la corsa per la vetta della classifica. Ma no, sì, per voi che la vedete dall'esterno complica una corsa che fondamentalmente per noi è stato ed è stato un piccolo sogno che ci siamo ricavati nell'arco del campionato, ma noi, ripeto, purtroppo lo devo ripetere ogni domenica, ci siamo guadagnati questa possibilità, ma noi non eravamo assolutamente una squadra che doveva essere, tra virgolette, in queste posizioni. Perciò è chiaro che rimane l'amarezza della sconfitta, come dice lei, per una classifica che chiaramente ci toglie così di terminare il sogno in qualche maniera, però non possiamo essere scontenti di quello che abbiamo fatto. Siamo ancora lì che lottiamo per un posto importante nei playoff. Io dico che anche arrivare terzi dietro a Portomansuè a Treviso, non so chi arriverà prima, per noi è un risultato straordinario, quindi al di là dell'amarezza della partita di oggi non abbiamo niente e a questi ragazzi non posso rimproverare nulla, anche perché noi siamo con la rosa cortissima, questi ragazzi hanno tirato per tutto l'anno, quindi non posso chiedere niente di più di quello che hanno fatto fino ad oggi. Oggi cos'è che non è funzionato? Ma ha funzionato che siamo in un momento anche di stanchezza, ripeto, siamo in pochi, siamo con gente un po' non al 100%, poi chiaramente quando tu cominci a giocare anche queste partite che sono partite che a livello nervoso ti tolgono molte energie, perché noi comunque siamo tra virgolette obbligati a vincere, no? E allora questa cosa qua a questa squadra non è ancora pronta per affrontare questo tipo di partite, quindi ci sta. Io sinceramente pensavo che questa situazione succedesse anche prima, invece siamo arrivati a 4 giornate alla fine e oggi non ha funzionato niente, abbiamo trovato una squadra che ha fatto meglio di noi, ma ripeto, non abbiamo niente e non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi e nessuno si deve permettere di rimproverare niente a questa squadra.
Allora, mister, tutto in scioltezza, ovviamente quando non si hanno più problemi di classifica si gioca anche sul velluto. No, questo non penso. Ci siamo confrontati contro una grande squadra, una squadra che aveva 54 punti in classifica, secondi a un punto dal Porto Mansuè, e penso che la mia squadra abbia fatto una grandissima prestazione sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto dell'attenzione. L'unico sbaglio che abbiamo commesso in fase difensiva, abbiamo preso gol, però non posso dire niente ai miei ragazzi perché sono stati all'altezza, hanno fatto una grandissima partita e secondo me 17 punti di distanza tra noi e loro non si sono visti oggi. Ecco, diciamo pure che non state facendo sconti a nessuno ed è giusto che sia così in questo finale di stagione. Ma penso che sia una cosa giusta onorare il campionato. Noi andiamo avanti per la nostra strada cercando di giocare bene, di fare delle ottime prestazioni anche per noi stessi, che è la cosa fondamentale, importante. E dopo ci sta di vincere, ci sta di perdere, però penso che sia una cosa giusta da parte nostra, da parte mia e i miei giocatori, di onorare il campionato fino alla fine. Anche il Treviso ha ormai alzato bandiera bianca, 5 punti a 3 giornate dalla fine sono quasi incolmabili, il che fa spostare completamente l'obiettivo sulla finale di Coppa Veneto, dove se la vedranno con l'Opitergina per garantirsi il pass per il campionato superiore. Domenica i biancocelesti non sono andati oltre il pareggio contro un Noventa che ha scavato un solco importante dai play-out, tanto che in casa neroverde possono già permettersi di brindare ad una salvezza ancora non matematica, ma salvo ribaltoni già in cassaforte. In prima categoria la Giulia Sagittaria ha superato indenne lo scoglio rappresentato dallo scontro al vertice sul campo del Fossalta Piave, mantenendo il vantaggio di 7 lunghezze, un divario che mette ormai i concordiesi nella condizione di preparare la festa, pur sapendo che domenica davanti ci sarà un Ponte Crepaldo reduce dal 7-0 con la Fossaltese, che dopo aver visto i fantasmi della retrocessione diretta ha sistemato in parte la classifica e che arriva al comunale intenzionato a vendere cara la pelle. L'ostacolo è superato, siamo ad un passo dal grande traguardo. Buonasera a tutti, sì, siamo a un passo dal traguardo, però non è concluso niente, non è finito niente, mancano 3 partite, mancano 3 punti e vogliamo conquistarli già domenica perché vogliamo vincere questo campionato a tutti i costi. Ecco, domenica è stata una partita in cui voi avete legittimato sul campo il vostro primato. Ma sì, diciamo di sì, è stata una partita maschia, combattuta, a tratti anche nervosa, si sapeva, era una partita decisiva per tutte e due le squadre. Credo che il risultato di parità sia giusto visto quello che appunto si è visto in campo, e il pareggio ci sta. Un primo tempo meglio noi, dove il suo portiere ha fatto 2 belle parate, un salvataggio sulla linea e una gran parata al secondo tempo. Poi non si capisce perché dopo l'espulsione del suo giocatore abbiamo avuto come paura o non so cosa, abbiamo giocato un brutto secondo tempo e andando sotto a un quarto d'ora da fine più o meno è stata dura a recuperare, però questi ragazzi hanno un cuore grandissimo, hanno una mentalità eccezionale, hanno una volontà di vincere questo campionato eccezionale e hanno cercato di fare il possibile per recuperare. Ripeto, il pareggio lo ritengo il risultato giusto comunque. Quindi attenzione comunque al Ponte Crepaldo, che verrà qua sicuramente col coltello tra i denti perché insegue quanto minimo i play-out. Ma sicuramente noi non sottovalutiamo nessuno e non abbiamo nessuna intenzione di farlo, assolutamente. Il Ponte Crepaldo va rispettato per la squadra che è, dunque non affronteremo sicuramente questa partita sottovalutando la squadra avversaria, assolutamente, ma non fa parte del DNA di questa squadra. Dunque vorremmo chiudere il campionato domenica affrontando il Ponte Crepaldo con il massimo del rispetto e dell'umiltà, ma ripeto, volendo chiudere il campionato domenica, dunque assolutamente non andremo in campo sottovalutando l'avversario. Venendo al Bibbione, i litorani, comunque ormai da tempo tranquilli, hanno avuto da questa settimana, con il successo colto ai danni del Treporti, anche il conforto della matematica permanenza in categoria, a coronamento di una stagione che ha rispettato in pieno tutti i programmi redatti alla vigilia. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Kiros e produzioni e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Kiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro.
Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Seconda categoria ormai quasi priva di interesse, i tanti testacode in programma hanno di fatto reso la 27esima giornata un turno intermedio, dove San Stino e Burano hanno mantenuto le avversarie dirette sempre ad oltre 7 punti, la fatidica quota che permetterebbe ad entrambe di saltare il primo turno dei play-off per ritrovarsi poi direttamente in finale. Situazione immutata anche in zona play-out, resta parzialmente sulla corda il Gainiga che nonostante la battuta d'arresto con il Musile conserva ancora 4 lunghezze di vantaggio sulla quintultima. I ciliensi cercheranno domenica a Villanova i punti che potrebbero regalare loro una matematica salvezza conquistata questa settimana dalla Giussaghese. Diciamo che abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo posti, quello di salvarci. Sicuramente non è stato semplice, però abbiamo fatto un buon campionato a conti fatti, ma anche come qualità di gioco. Insomma, siamo andati sempre crescendo, abbiamo lavorato tanto, i miei collaboratori, io naturalmente, Davis Giolin, il nostro preparatore di portieri Tiziano, abbiamo lavorato molto e dopo abbiamo raccolto anche i frutti del nostro lavoro. Una stagione, la prima stagione, quando c'è il salto di categoria, è sempre comunque c'è l'impatto con la nuova categoria, è normale avere delle difficoltà. Siamo riusciti a smussarle molto, non velocemente, perché dopo 7 giornate si aveva un punto, quindi dall'8ª giornata ad oggi la classifica sarebbe molto diversa, però insomma ogni squadra secondo me è poi a fine del campionato è quello, trova la dimensione di classifica giusta che magari si merita. Avessi dovuto scommettere alla vigilia, è il risultato che ti aspettavi? Ma dovevamo salvarci assolutamente, non potevamo fallire. È quello che ho sempre cercato di far capire ai giocatori, che non potevamo fallire. Avevano fatto fatica per conquistare una categoria, dovevano mantenerla. Gli nuovi innesti, ci sono stati vari innesti. Il direttore sportivo Stefano Martini ha portato a casa dei giocatori interessanti, giovani, molto disponibili anche. È normale che l'assemblaggio e l'amalgama, famosa amalgama di cui si parla tanto, ci è costato un pochettino di tempo, però poi è andato tutto per il meglio e addirittura, devo dire la sincerità, abbiamo fatto anche delle partite molto belle, anche a livello estetico, voglio dire, abbiamo fatto delle ottime partite. Margine di crescita ce n'è ancora e infatti io queste partite che mancano abbiamo raggiunto uno degli obiettivi. Adesso l'obiettivo è naturalmente fare più punti possibile e crescere ancora, cercare di andare comunque verso l'alto, insomma. Una stagione, appunto, come hai detto tu, sicuramente quindi positiva, e avete già messo le basi per quello che sarà il futuro. No, insomma, la salvezza è arrivata domenica, per cui c'è oltretutto da finire la stagione, dove una cosa che io e il mister ci siamo imposti, e parlando con i ragazzi, che qui, come succedevano qualche anni fa, dove si era arrivati alla salvezza, le restanti partite erano messe un po' da disputarsi e va bene lì. Allora col mister ci siamo impuntati da dire che dobbiamo soprattutto finire ottimamente queste 4 partite che ci mancano e poi inizieremo a prefissarci e a delineare il prossimo anno, insomma.
Ecco, quindi non si fa sconti a nessuno. No, assolutamente, perché i punti li abbiamo fatti con la fatica e abbandonare proprio adesso tutta la fatica che hanno fatto ad agosto i ragazzi non vale neanche la pena, per cui manca ancora 15-20 giorni a finire l'anno, se lo finisse nella maniera con la testa giusta, insomma. Ribaltoni in terza categoria. Il Cessalto è incappato nello scivolone che non t'aspetti sul campo dell'Altobello, mentre il Silea si è imposto largamente sul Cesarolo, risultati che hanno materializzato il sorpasso al vertice a 3 giornate dalla fine. Una battuta d'arresto quella dell'ex capolista che torna ad aprire la porta dei playoff al Casier Dosson e all'Evolution Team, regalando nuovamente interesse ad un finale di stagione dall'esito che non più tardi di un paio di settimane fa sembrava già scritto. Continua in Serie D femminile il duello a distanza tra il Futuro Giovani ed il Villorba in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, che con molta probabilità metterà la parola fine a questo campionato. Anche per il Portoguaro potrebbe essere alle porte la qualificazione matematica ai play-off, a condizione che le Granata vadano a vincere ad Albignasego. Intanto le portoguaresi si sono approssimate all'appuntamento giocando al tiro al bersaglio con il 7 Comuni. È finita 20-0 al cospetto di una squadra ormai ridotta numericamente ai minimi termini. Non pensavo sinceramente questo approccio da parte della squadra avversaria, anche perché l'andata noi abbiamo vinto sì 4-0, poi abbiamo vinto gli ultimi 20 minuti, quindi avevo anche preparato la partita in un'altra maniera. Dopo ho visto che già subito i primi 15 minuti eravamo già 5-6-0, ho fatto anche subito dei cambi, insomma, anche per poter dare spazio a tutte quante, però il risultato sì non è cambiato, anzi, a parte che comunque quelle che sono entrate ho molto fiducia di quelle che sono entrate, infatti hanno dimostrato comunque di fare le cose fatte bene, e ogni occasione che abbiamo creato praticamente era un gol. Da un lato dispiace anche per gli avversari, però insomma, ripeto, io guardo in casa mia e vado avanti per la mia strada. Non ti è venuta la tentazione di dire alle ragazze fermatevi? Ma guardi, io ho sempre dell'idea che comunque le ragazze alla domenica hanno l'approccio che hanno durante la settimana, quindi è già troppo tardi, nel senso che io le ho lasciate andare giusto come loro giocano anche in allenamento. Ripeto, dopo ogni azione che facevamo ci andava bene, nel senso che riuscivamo anche a buttarla dentro. Dire a loro di fermarsi sinceramente non ho neanche pensato. Loro hanno giocato, hanno fatto il loro, il risultato purtroppo per gli avversari è stato ampio, molto ampio, e ripeto, non è un problema mio, nel senso che può succedere anche un domani a me, non lo so, spero di no, però se succede mi farò delle domande, ecco. Il modo migliore per avvicinarsi a questo scontro diretto con l'Albignasego? Beh sì, sicuramente, certo non è facile giocare là all'Albignasego, anche perché è una squadra tosta, però bisogna darla per dare il massimo, portare a casa il risultato. Insomma, abbiamo questi 4 punti che ci danno magari una mano sicuramente, entrare magari con una mentalità un po' più tranquilla, anche sapendo che loro comunque devono ancora incontrare squadre come mi pare il Futuro, il Villorba. Noi abbiamo la strada un po' più liscia, diciamo questo, però dobbiamo giocarcela, cercare di chiuderla già domenica se possibile. Senti, domenica ci sarà anche lo scontro al vertice tra Futuro e Villorba, chi vedi favorita? Ma sono 2 squadre toste, 2 squadre comunque, come ho già detto tempo indietro, 2 squadre molto esperte sia da una parte che dall'altra. Villorba sta lavorando molto bene, quindi secondo me anche il Futuro ci lavora molto dura. Sarà una bella partita, sicuramente anche da seguire. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.
Stagione regolare a meno 3 giornate in Serie C Gold. L'ultimo turno, grazie alla vittoria a sorpresa sul campo del Mestre, caduto per la prima volta nel girone di ritorno, ha regalato allo Jadran la matematica qualificazione ai play-off. Al completamento dell'organico manca una sola squadra, che sarà quasi sicuramente lo Jesolo, al quale serve ancora una vittoria che sarà cercata nel prossimo turno a Montebelluna. Da definire invece la griglia. Rucore e Caligaris finiranno nelle prime 2 posizioni, mentre si sgomita tra Caorle, Oderzo e Monfalcone per il terzo posto. In coda è sempre testa a testa tra Codroipo e Montebelluna per evitare la retrocessione diretta. Agli udinesi si presenta adesso la Cenerentola Sport School, una grande occasione per mettere in cascina 2 punti di vitale importanza per arrivare allo scontro diretto con Montebelluna, avanti in classifica. Nel girone Flebus della Serie D friulana poco è cambiato nelle posizioni di testa, con le prime 5 tutte a segno. È lotta a 3 tra Rorai, Valtorra e Gonars per definire le ultime posizioni nella griglia dei play-off. A 2 giornate dalla fine la situazione resta oltremodo incerta e con molta probabilità bisognerà attendere l'ultima sirena per avere il quadro completo. In coda il Portoguaro si è arreso al Fagagna in quella che rappresentava l'ultima occasione utile per provare a centrare un altro successo nella stagione regolare. Non è andata come sperato, dato che i giovani Granata si sono inchinati per 60-49, dove pur lottando non sono mai riusciti a far sentire il fiato sul collo agli udinesi. Adesso il turno di riposo e poi l'ultimo atto della regular season in trasferta ad Azzano Decimo. Al via i play-off e i play-out del campionato di promozione pordenonese, già definite 3 delle 4 semifinaliste. La Fossaltese si è sbarazzata del Torri vincendo 69-54 gara 1 in casa e 82-61 a Pordenone. I biancoverdi adesso se la vedranno venerdì prossimo con la vincente tra Cordenons e Balonsesto. Negli altri 2 quarti Speedy Basket ha avuto vita facile su Fiume Veneto, mentre si andrà a gara 3 tra Maniago e Sacile, in un quarto di finale dove è saltato il fattore campo. La sfida decisiva si giocherà a Maniago. È stato un turno sostanzialmente positivo per il progetto Energy Basket, con la maggior parte delle squadre uscite vincenti dai rispettivi incontri. Questa settimana vogliamo regalare la ribalta al gruppo degli esordienti, per loro 2 partite in 3 giorni e altrettante vittorie, a Concordia e in casa con Maniago. Spazio agli esordienti, 2 partite in pochi giorni, 2 vittorie, insomma è una squadretta che sta veramente dando belle soddisfazioni. Beh, stiamo crescendo bene, come già avevamo detto altre volte. Il gruppo 2006 ha dimostrato il potenziale che avevamo visto, ci sono diversi elementi che stanno crescendo bene. Abbiamo giocato domenica a Concordia e si è vista già una buona partita. Oggi avevamo un recupero contro Maniago, hanno fatto ancora meglio, hanno giocato davvero di squadra sia in difesa che in attacco, molto bene. Ho visto che stai anche impiegando dei ragazzini prelevati proprio dal mini basket. Sì, approfitto che magari c'è qualche assenza o per gita o perché sono ammalati e io volentieri chiamo i ragazzini che vengono in allenamento a provare e provo i 2007, c'è qualche 2008 anche da inserire, sono un bel gruppo anche quello degli Aquilotti, sì. Ecco, adesso classifica alla mano, come proseguirà il vostro cammino? Beh, classifica a quanto pare dei 2 gironi e proseguiranno le prime 2 di ogni girone, noi siamo mi pare quarti, ma personalmente lo ritengo non prioritario andare a puntare a un titolo provinciale, è un gruppo da far crescere e quest'anno è stato decisamente più impegnativo che l'altro anno, l'obiettivo era quello della crescita tecnica sia dei singoli che della squadra, è un obiettivo che stiamo centrando. Infatti ci sono elementi che in ottica futura possono essere anche interessanti. Sì, assolutamente, abbiamo visto crescere i singoli, migliorare tecnicamente, io li sprono tutti a non puntare sempre sugli stessi, quelli che magari giocano da più anni, sono più avanti, ma a provare ognuno a scoprire le proprie potenzialità e da questo punto di vista sono molto contento perché vedo che tutti stanno cercando di fare qualcosa in più. Medesimo copione per il volley del Veneto orientale impegnato nei tornei regionali.
Il maschile continua a regalare soddisfazioni, mentre al femminile la situazione sta diventando sempre più complicata anche per le ragazze del San Stino che in Serie C, in una partita contro l'Igevo che avrebbe potuto mettere in cassaforte la salvezza a 4 giornate dalla fine, ha finito per farsi sgretolare con i parziali di 25-14, 25-13, 25-21, risultato che ha significato il sorpasso in classifica ed il precipitare di conseguenza nuovamente nei play-out. Musica diversa dicevamo in Serie C maschile, con il Bibbione Mare che si è imposto nel girone A in rimonta con il Loreggia per 3-1 al termine di un match comunque tirato, in tal modo garantendosi la possibilità di accedere ai play-off forti del secondo posto. Nel girone B invece il Portoguario è ancora in corsa per la prima posizione. Alla vittoria della Duna Volley con il Monte Volley i biancoverdi di coach Pilotta hanno risposto con un 3-0 piuttosto netto ai danni del CUS Padova, sperando che in quest'ultima giornata i primi della classe possano incappare in qualche incidente di percorso. In D femminile, solita sconfitta per il Concordia. Contro gli Orizzonti Volley hanno giocato una partita alla pari. Alla fine del match tra le due squadre la differenza complessiva è stata solamente di 7 punti, ma per i padroni di casa è stato comunque un 3-0. Con le biancorosse anche avanti nel punteggio, ma sistematicamente venute meno nei momenti decisivi. Era forse questa l'ultima speranza per evitare la retrocessione diretta. L'alternativa è vincerle tutte da qui alla fine. Ci vorrebbe un'impresa, soprattutto nello scontro diretto a Feltre. Secondo successo consecutivo per un rugby portogruaro in grande crescita. Nella prima giornata del girone di ritorno della Pool Salvezza di Serie C1 i biancoverdi di coach Pedol hanno liquidato per 31-3 il rugby Piave, un successo che permette adesso a Salvezza praticamente acquisita di guardare ad un piazzamento in classifica di maggior prestigio, mettendo nel mirino oltre che lo stesso Piave anche il Monselice. Diciamo che c'è una continua crescita dei ragazzi, anche domenica pensavo che avessero un momento in cui si rilassassero per la vittoria contro l'Oderzo, invece hanno risposto bene a quello che gli avevo chiesto, perché avevamo lavorato su alcune cose, gli avevo chiesto di continuare a lavorare su questo e hanno risposto molto bene. Siamo riusciti a fare anche 4 mete, quindi a prenderci il punto di bonus. La salvezza non è ancora matematica, diciamo che ci siamo vicini e stiamo lavorando per questo. Appunto, allora, domenica siete andati sotto, poi i ragazzi hanno reagito prontamente. Sì, domenica abbiamo preso un calcio di punizione subito all'inizio e poi abbiamo sempre, quasi sempre amministrato la partita, nel senso che abbiamo fatto una buona pressione, come avevamo chiesto, gli abbiamo bloccato i loro punti di gioco. Abbiamo dominato tutta la partita in mischia e questo è stato fondamentale, 2 mete sono arrivate proprio da azioni di mischia e questo è stato molto positivo. Poi c'è stata anche appunto un'ottima prova in fase difensiva. Sì, finalmente dopo molte partite siamo riusciti a chiudere con 0 mete subite, che questo era importantissimo per i ragazzi sotto il piano mentale, perché anche quando loro sono riusciti a creare delle buone occasioni hanno recuperato l'avversario, non hanno mai mollato, sono riusciti a placarlo anche davanti alla linea di meta e questa è stata veramente una prova molto importante per loro. Adesso si va a Bassano, insomma diciamo che è un incontro un po' proibitivo visto la forza dei vicentini. Sì, Bassano è un incontro proibitivo, abbiamo ancora 4 partite, stiamo pensando di fare un po' di turnover per far respirare chi ha sempre giocato fino adesso e far maturare chi invece ha giocato un po' meno per fargli fare minutaggio anche in ottica del prossimo anno, quindi renderli un po' più forti per affrontare meglio il prossimo anno.